Un cordiale saluto e buon lunedì amici della Wii Sport, ci troviamo al Pietro Gangemi di Torregrotta per la 16ª giornata del campionato di promozione, il girone C. Nella prima gara del girone di ritorno vede la sfida tra il Torregrotta e il Mister Bianco. Il fanalino di coda allenato da Mister Borelli viene dalla sconfitta per 3-1 rimediata contro l'Academy San Filippo. Dall'altra parte il Mister Bianco nell'ultimo turno ha subito una sconfitta per 4-1 contro l'Aci Sant'Antonio ed è in piena zona play-out, gara fondamentale per le zone basse della classifica. Mister Borelli schiera Rodella, Casale, Isgrofer Lazzo, Sitti Neri, Sofia, Alessandro, Battaglia, Rasà, Ballarò e Brigandì. Ingressi in campo delle due formazioni. In maglia rossa c'è il Città di Torregrotta, dall'altra parte in maglia giallo-flu invece la formazione della Città di Mister Bianco. Scambio di saluti tra i due capitani insieme al direttore di gara e poi si potrà partire grazie alle immagini a cura di Federico Longo con il film della gara. I Bronx ancora fuori dall'impianto del Pietro Gangemi, ricordiamo impianto chiuso al pubblico spettacolo. Possiamo partire con il film del primo tempo che si apre con il Città di Torregrotta in avanti, azione dalla sinistra, cross dentro, ci prova Rasà con il colpo di testa, ma Celano in presa plastica riesce a far solo la sfera. Ancora Torregrotta in avanti, il pallone per Brigandì che va con il destro e fa 1-0. Robertino Brigandì, il killer, è tornato e porta in vantaggio il Torregrotta. Esplode la gioia al Pietro Gangemi della formazione rosso-blu. Qui festeggiano tutti insieme, un momento sicuramente delicato per la classifica, per la stagione del Torregrotta. Roberto Brigandì prova a togliere le castagne dal fuoco, calcio punizione dall'altra parte affidato a Cantarella che mette il pallone però nettamente sul fondo, nessun problema per Rodella. In questo caso ancora un calcio punizione di Cantarella, il pallone che viene messo dentro una strattonata in area di rigore, l'azione prosegue, il colpo di testa, alla fine un batti e ribatti favorirà il fuorigioco. Tutto fermo al Pietro Gangemi, ancora in avanti il Città di Mister Bianco che ci prova con dei tentativi sicuramente sporadici. Stavolta ci ha provato Timpano che però non è riuscito a trovare la via della rete. Calcio punizione al limite dell'area, punizione potente alta sopra la porta, difesa da Rodella. Qui il rinvio dell'estremo difensore del Torregrotta che va a sancire la fine delle ostilità per quanto riguarda il primo tempo. 1-0 tra Torregrotta e Mister Bianco. Fino a questo momento la sta decidendo con il gol all'8° minuto Roberto Brigandì. L'ex Camaro ha timbrato il cartellino. Possiamo ripartire con il film del secondo tempo che si apre al 4° minuto con il Mister Bianco che cerca il gol del pareggio. Qui però non riesce a trovarlo con la conclusione alta da parte di Kanji. Ancora in avanti il Mister Bianco con il solito calcio punizione, stavolta affidato a Palma, va col mancino Palma, Rodella sembrava in traiettoria, la punizione però si perde comunque sul fondo. Ancora con i calci di punizione ci proveranno quelli del Mister Bianco, arriva però prima un cambio, Alessandro esce, al suo posto entra Di Stefano, come detto Cantarella, ma ancora una volta è bravo Rodella in presa classica a far suo il pallone. Si rivede il Torregrotta in zona offensiva, qui il tiro dalla distanza da parte di Sitti Neri non crea alcun problema a Celano, pressa forte la formazione di Mister Borelli, vuole chiudere in fretta il match qui al limite dell'area di rigore, cerca spazio, qui forse un fallo più che dubbio su Roberto Brigandì praticamente sulla linea. L'arbitro avrebbe potuto accordare anche il calcio di rigore in questo caso. L'ultima chance per Roberto Brigandì di mettersi in luce, infatti al suo posto entra Antonazzo al 39°, poco dopo sarà il turno di Annello al posto di Sitti Neri, ma finalmente arriva il triplice fischio al Pietro Gangemi di Torregrotta. La formazione di Mister Borelli acciuffa la prima vittoria stagionale dopo quella che era stata praticamente negata alla formazione rosso-blu. Per il ritiro da parte del Fiume Freddo, amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè che vi rimanda come sempre alla prossima.